quelle che sono partite ufficialmente, Dolce Nera, madrina dell'evento, e poi avremo anche l'attaccante del Torino, Simona Sodini, testimonial del calcio femminile. Parlavo naturalmente di sponsor, io vorrei un occhio rivolto verso gli schermi e l'altro rivolto invece anche al centro del nostro palcoscenico, perché ora richiamo quelli che sono presenti, l'agenzia Viaggi Doge Gritti, agenzia punto di riferimento per l'organizzazione tecnica del viaggio, dal 2008 tra l'altro sempre al fianco di Calcio in Crociera. Ringraziamo Achille Scarpa, quindi coloro che vado a menzionare sono pregati anche di venire qui nel nostro palcoscenico. Poi Enjoy Beauty and Wellness di Jesolo di Nicola Rizzo ed Eva Rui, anche per Nicola Rizzo e per Eva Rui, oltre all'applauso c'è anche la possibilità di venire qui nel nostro palcoscenico. Poi Marina Fiorita e Gregolin Lavori Marittimi, Francesca Gregolino doveva essere presente con noi, quindi anche Francesca che stavamo aspettando. Poi Potter Casa Vinicola di Michele Fornasiera, un applauso anche a questa realtà importante, se è presente il signora Fornasiera, anche per rompere il ghiaccio, perché poi naturalmente l'importante è che ci sia la prima dichiarazione, il primo ringraziamento e poi andiamo a sentire anche gli altri. Poi la Tiger Otium and Business dovrebbe essere presente, chiedo Maria Cancian che invece non è arrivata. Poi i Play Futsal, e qui invece questi tre personaggi li voglio, sì, vedo che si muovono ancora prima che io li presenti, perché c'è Massimo Chirico, Michele Mafucci e Francesco Brogi. Allora, chi si fa portavoce? Questa grande novità è possibile sintetizzarla nell'arco di pochi minuti? Per tutti, noi abbiamo il piacere di presentarvi Altri Futsal, che sarebbe una comunità proprio telefonino. E, innanzitutto volevo approfittare per ringraziare il gioco. Se loro sfruttano la bellezza di questo impianto per svolgere i propri tornei e giocare anche a bassi livelli, ma sfruttando la bellezza semplicemente dello sport. Altri Futsal permette di organizzare, gestire, Andrea Segato come organizzatore del torneo di cui parliamo, la nostra maglietta con simbolicamente il numero 1. Ovviamente è il numero 1 perché è il nostro primo partner. Grazie. Ringraziamo quindi i ragazzi per questa idea, un'idea che poi sarà sviluppata ulteriormente. La Gelo SRL è presente Guido Brescia, e quindi il signor Guido che vorrei venisse appunto qui al nostro microfono, se possibile. Eccolo qui, Guido. Dicevo prima, rompiamo il ghiaccio, però il ringraziamento lo voglio naturalmente fare a questi sponsor, e se volete naturalmente anche farci delle dichiarazioni. Io lo so, è ovvio perché avete scelto questa manifestazione, però magari è importante anche sentirlo dire da voi. Innanzitutto direi che la prima cosa è l'amicizia che mi lega a Andrea Segato e all'iniziativa che con i suoi collaboratori con piacere. Poi ovviamente l'evento è importante, essendo un uomo di calcio, essendo un uomo di sport, non potevo che cantare l'azienda per cui collaboro a questa iniziativa, la ritengo importantissima. Lo sponsor più importante, anche perché sono stati i primi che hanno creduto anche loro a livello commerciale a questa manifestazione e ci hanno dato anche il nome della Legea, il negozio di Lei. Per voi il piacere di essere gli sponsor degli sponsor, perché date appunto anche nome alla manifestazione. Io vorrei chiederti naturalmente perché hai scelto, per abbinare un nome così importante a livello internazionale, questo grande marchio a una manifestazione così importante, anche perché il luogo, la nave è una cosa nuova per noi, diciamo, siamo sempre sui soliti stadi, i soliti arti. Quindi diciamo che vorrei ringraziare tutti. Anche Andrea, Calcio in Crociera, in bocca al lupo a tutti e che le donne facciano tanti gol perché abbiamo bisogno.
e che le donne facciano tanti gol perché ne abbiamo bisogno. Questa è una frase che credo sia ricollegabile al fatto che naturalmente perché sono delle giocatrici di grandissima importanza. Io vorrei tra l'altro il capitano del team Rocca Priora, arrivano dal Lazio e quindi venga, sì, invitiamo tutti e due allora. Laura Lazzarini assieme agli altri due rappresentanti che sono Daniele Pucci e Claudio Amelia. Attenzione quando dico Amelia perché è proprio il papà del portiere Marco che è anche presidente della Futsal Rocca Priora e quindi ecco un ulteriore applauso. Scusate perché Marco voleva essere presente, però purtroppo gli impegni di società non lo hanno portato affinché potesse venire qui. Noi non abbiamo fatto altro che ascoltare la voce di Andrea. Andrea dice che per quanto riguarda il calcio femminile bisogna parlarne, lui ne ha parlato, noi abbiamo ascoltato maschile e quindi siamo ben onorati di partecipare a questo. Pertanto l'invito a Andrea è di continuare a parlarne di queste cose perché poi le voci arrivano. Grazie a tutti. Grazie naturalmente. Anche in questo caso la sintesi perché sarebbero tante le cose giustamente da elencare, quindi avremo modo di riparlarne in altre occasioni. Vi ringrazio e chiamo anche Fabio Lombardo, dirigente della squadra Futsal Venezia, già presente tra l'altro anche alla prima edizione con le ragazze della Lito di Venezia. Allora prolunghiamo naturalmente il nostro grande applauso a Fabio che arriva con in nostra compagnia. Allora, il sorriso delle belle... Innanzitutto, noi abbiamo cominciato come veramente siamo stati i primi iscritti alla Trano calcio femminile, non siamo in classifica, non siamo andati così alti poiché ci mancava il piede sinistro. Io ho provato a insegnare alle ragazze come si usa il piede sinistro e l'esempio non è stato purtroppo tra i migliori. Comunque abbiamo avuto un'esperienza fantastica, abbiamo la squadra più giovani, le nostre ragazze hanno dai 14 ai 16 anni. La Trano era in 8, quest'anno sono in 12, non vedo l'ora di cominciare. Si sono divertite loro, noi ci siamo divertiti forse più di loro, vedremo un attimo un occhio di cosa fanno, adattarsi. E grazie quindi all'organizzazione e a tutti voi. Grazie naturalmente da Fabio Lombardo. Mi spiace per il piede sinistro, ma sicuramente tra poco potrai tornare. Il 6 giugno, giusto proprio per poter partecipare naturalmente alla manifestazione. Beh, le squadre quest'anno arrivano dall'Italia anche i suoi rinvii perché un portiere universale usa le mani e tra poco la sentirete, usa bene anche la voce perché ho avuto il piacere, è una mia concittadina, ho avuto il piacere di averla come co-presentatrice in alcune occasioni ed è veramente molto brava. Non me ne vanto, ma le ho predetto la nazionale credo 5 o 6 anni fa. Il portiere della nazionale, Sara Penzo. Ancora a te la patata bollente, Sara, perché co-presentatrice adesso devi trovare degli ottimi concetti da esprimere. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, io ringrazio Andrea per l'invito perché mi ha sempre tenuta aggiornata su questo evento. Purtroppo mi dispiace perché purtroppo sono già 2 anni che gli dico che non partecipo al torneo. Spero il prossimo anno di riuscire, ma per impegni nazionali di preparazione anche quest'anno non ci riesco. La manifestazione, quanto ne so, è molto seguita da tutte le ragazze di tutta Italia perché comunque vogliamo farci conoscere, vogliamo ampliare il mondo in Italia, che vogliamo far vedere che esistiamo anche noi, che anche noi sappiamo giocare a calcio, che anche noi sappiamo fare un bel gioco, essere sportive e creare appunto la voglia degli spettatori di vederci. E niente, quindi penso che questa sia l'occasione per farci vedere, appunto essendo in una crociera dove gli spettatori più curiosi sicuramente verranno a vedere. E niente, spero semplicemente di essere invitata anche il prossimo anno e di riuscire finalmente a partecipare e dare il mio contributo a questa crociera. Allora Sara, applauso da parte di tutti noi, portiere della nazionale calcio da A11. Allora, l'anno scorso ha vinto una squadra di Milano, tra le altre cose, però Andrea mi sembra che spesso